Sempre più famiglie sono a rischio povertà in provincia di Agrigento, dal Tribunale una guida per aiutare i cittadini. Prestiti da 15.000 euro a tasso zero dalla Regione per le famiglie, 40 milioni di euro per le imprese artigiane dell'isola colpite dall'emergenza Covid. 45 nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento, c'è anche una nuova vittima a Canicattì. Colonia estiva a Porto Empedocle dal 19 luglio al 6 agosto, esce domani il nuovo libro di Carmelo Sardo, sabato prossimo premio Buttitta. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sempre più famiglie sono a rischio povertà a causa di spese improvvise e lavori precari. Dal Tribunale una guida per aiutare i cittadini. Agrigento, territorio con il PIL pro capite più basso d'Italia, è una delle province in condizioni economiche più difficili in Italia, situazione notevolmente aggravata dalla crisi connessa al Covid-19. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il Tribunale di Agrigento presenta un vademecum per aiutare i cittadini ad uscire dalla crisi, avente come oggetto il sovraindebitamento. L'attuale situazione di emergenza sanitaria ha infatti aggravato il tema della perdita del reddito dei singoli cittadini e aumentata l'incapacità di far fronte ai propri impegni economici e finanziari. Con particolare riferimento al nostro territorio, in provincia di Agrigento, i dati diffusi dall'Istat destano una forte preoccupazione. Sono molte ormai le persone e le piccole aziende che in un contesto socio-economico tra i più poveri d'Italia, già caratterizzato da un reddito pro capite più basso rispetto alla media delle altre regioni del sud Italia, si ritrovano progressivamente sempre più indebitati. Nonostante il legislatore abbia già da tempo introdotto la procedura della composizione della crisi da sovraindebitamento, tuttavia il ricorso a tale procedura è rimasto poco diffuso. Ricordiamo che il sovraindebitamento è una procedura specifica per quei soggetti che hanno contratto debiti e che non possono ricorrere alle procedure previste dalla legge fallimentare. Il Tribunale di Agrigento, sotto il coordinamento del dirigente amministrativo Rosanna Grisafi, ha aderito al progetto La capacitazione istituzionale dei distretti giudicanti della regione siciliana, nell'ambito del quale è stato avviato il cantiere appunto del sovraindebitamento. Nell'ambito del progetto chi si propone di far conoscere ai cittadini gli strumenti giuridici presenti nell'ordinamento che consentono di gestire e risolvere le situazioni di crisi debitorie è stato predisposto in collaborazione con la Regione Siciliana, il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale Formez PA, un vademecum rivolto ai cittadini e agli altri soggetti destinatari della normativa per la gestione di queste situazioni di crisi definite appunto sovraindebitamento. Il presidente del Tribunale, dottor Pietro Falcone, afferma come il vademecum è stato pensato ed elaborato con l'intento di semplificare e rendere più possibile accessibile la comprensione delle procedure normative e delle soluzioni offerte dal legislatore. In tal modo, continua il presidente del Tribunale di Agrigento, vogliamo anche favorire un più consapevole avvicinamento alle figure professionali di riferimento, superando anche possibili reticenze ed affrontare un nuovo modo di gestione della propria dimensione economica. Nella stesura del vademecum si è rivelata preziosa la collaborazione degli organismi di composizione della crisi presente nel territorio per la legge deputati ad accogliere il soggetto sovraindebitato che ha effettuato una prima analisi della situazione debitoria e suggerito la soluzione più consona alle sue condizioni e alle sue risorse. L'auspicio, afferma il giudice Silvia Capitano, referente del progetto, è di poter offrire un valido strumento, di sfruttare le potenzialità della legge e quindi intervenire tempestivamente nelle situazioni di disagio e di sofferenza contro la dedizione dei vari operatori chiamati a occuparsi della materia. A breve, continua il comunicato stampa, si terrà un webinar che costituirà un momento di incontro tra i professionisti, i rappresentanti dei centri di interesse sul territorio, rivolto alla cittadinanza, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla rilevanza del progetto per il territorio interessato, evidenziando anche come l'importanza del tema, invitando alla lettura e alla diffusione del vademecum che sarà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Agrigento.
Sono 45 nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nella giornata di ieri 13 luglio. C'è anche una nuova vittima a Canicattì, la 25esima dall'inizio pandemia. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall'ASP. I tamponi eseguiti sono stati 240, 3 i nuovi ricoveri in ospedale, 27 le persone guarite. Sono 9 le persone ricoverate, tutte a Ribera. 3 persone si trovano in terapia intensiva. La distribuzione dei casi comune per comune registra ad Agrigento 24 casi, di cui 11 migranti, Siculiana 19, ma 18 sono migranti ospiti a Villa Sicani, Aracalmuto 1, Sciacca 1, Aragona 2, Ribera 3, Cammarata 4, San Giovanni Gemini 4 casi, Porto Empedocle 4, Canicattì 6, Campobello di Licata 11, Comenaro 11, Ravanusa 12, Favara 16, Licata 19, Palma di Montechiaro 62, nelle navi quarantena 23. Ed il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ci tiene a rassicurare i suoi cittadini. Vediamo. Sono qui per darvi comunicazione relativamente alla situazione dell'emergenza Covid che stiamo vivendo a Porto Empedocle. Da più parti infatti vengono richieste anche qui al mio ufficio di gabinetto, perché si sono diffuse voci di decine e decine di contagi qui a Porto Empedocle. Sino ad oggi la comunicazione, tra l'altro oggi mi è arrivata la comunicazione di altri casi, in totale i casi empedoclini più quelli di cui vi avevo fatto la comunicazione pregressa sono ufficialmente 5. Questi sono i casi che ad oggi, da tempo, da almeno il 30 giugno ad oggi, sono stati comunicati al comune di Porto Empedocle come dati ufficiali da parte dell'ASP. Che cosa è successo? Cosa è successo in questi giorni? Pare che giovedì scorso in particolare un nutrito numero di giovani siano stati a San Leone in qualche locale laddove abbiano contratto il virus. Questa cosa è stata evidenziata, pare oggi, con i test rapidi, oggi o sabato con i test rapidi, ma penso più ieri e oggi, e quindi ci sono 16 persone in attesa di effettuare il test molecolare. Quindi ancora ufficialmente l'ASP non ha alcun dato relativo a situazioni di epidemia Covid a Porto Empedocle. Ripeto, i dati ufficiali ad oggi sono di 5 contagiati in tutto il paese. Informalmente ho contattato laboratori privati e anche l'ASP. Informalmente ho appreso che essendo stata riscontrata positività ai test rapidi presso laboratori privati, l'ASP ha predisposto l'accertamento biomolecolare per 16 empedoclini, che ancora quindi non lo hanno effettuato, lo effettuavano stamattina, o comunque ancora l'ASP non ha i risultati. Se dovessero essere confermati i casi di positività, andremmo a 5 più 16, 21, ma al momento a me non è stato comunicato nulla, perché voi tutti siete a conoscenza del fatto che non appena io abbia riscontri ufficiali o abbia avuto riscontri ufficiali, immediatamente ne ho dato comunicazione alla popolazione. Sollecito queste persone, questi giovani, a informare i loro contatti, i ragazzi con cui siano stati venuti a contatto, magari nei festeggiamenti per l'Italia, eccetera, eccetera, di mettere in guardia le persone appunto con cui hanno avuto contatti. Anche lì il seguire le disposizioni normative aiuta sempre,
perché vero è che pare che questi giovani abbiano riscontrato la loro positività soltanto lunedì e quindi presumibilmente si siano recati in piazza a festeggiare, o abbiano girato con le macchine o siano andati a San Leone, io non so cosa abbiano fatto, però è anche vero che le norme prescrivono che in casi di assembramento anche all'aperto va utilizzata la mascherina, quindi se si fosse utilizzata, e spero che lo abbiano fatto, la mascherina, evidentemente il rischio per gli altri sarà stato inferiore. Un 57enne originario di Agrigento ma residente a Favara è rimasto ferito dopo aver ricevuto 3 coltellate al culmine di una lite. Il fatto è avvenuto in contrada Picchiari a Favara. Secondo una prima ricostruzione sarebbe scoppiata una rissa fra lui e un suo conoscente. Dalle parole si è passati subito ai fatti con 3 fendenti che lo hanno raggiunto. Nessuna chiamata è stata inoltrata ai soccorsi, ma verosimilmente un familiare lo avrebbe accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, dove è stato medicato. L'uomo non è in pericolo di vita. Intanto la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. L'ultima indagine dei carabinieri del nucleo investigativo, coordinata dalla Procura di Palermo, stanotte ha portato a 10 arresti e racconta la riorganizzazione mafiosa che corre fra la Sicilia e gli Stati Uniti. Pizzini per il super latitante Matteo Messina Denaro da Torretta. I dettagli nel servizio. Non parlò tutta la giornata, tutta la seretina. Disse tutti i discorsi, e tutti. Hanno passato così così. E cioè, ci siamo a Canada, per difendere a corpo, un carabiniere. Natale, se dovete ammazzare, l'ammazzano e la panne per avanti. Il tratto era sempre lo stesso, New York-Palermo. Il 27 settembre di 3 anni fa arrivò un esponente del clan Gambino all'aeroporto. Falcone Borsellino venne accolto con tutti gli onori da un gruppo di mafiosi. Lo accompagnarono nella bella villa di Mondello che avevano affittato per lui, con piscina naturalmente. In camera da letto c'era un regalo per l'illustre ospite, 5 grammi di cocaina purissima. L'ultima indagine dei carabinieri del nucleo investigativo coordinata dalla Procura di Palermo, che stanotte ha portato a 10 arresti, racconta la riorganizzazione mafiosa che corre fra la Sicilia e gli Stati Uniti. Un drammatico ritorno al passato che porta il nome di un paesino alle porte di Palermo, Torretta, lì dove continua ad essere operativa una famiglia mafiosa che da sempre ha forti relazioni con Cosa Nostra americana. Allora, sì, Franchi buono, ok. Minchia subito, magari. Subito. Una minchiata quando capisce l'ammazzare. Tutta minchia ora. Qua ci sarà non si sa se dove è la famiglia, se bene del caso, se bene del già. Non sapendo che... Dove sono le spese lasciava parte. C'è gente che si arroga il diritto di dire che ha condizionato. Viene appositamente in America. Un signorino che viene appositamente dagli Stati Uniti proprio per condizionare. Chi non fu ucciso dai Corleonesi dovette andare in esilio negli USA, ma la storia mafiosa di Palermo è già cambiata e l'asse con New York è tornato forte. Questo racconta l'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, dai sostituti Amelia Luise, di recente passata alla Procura europea Giovanni Antoci. I carabinieri hanno intercettato i torrettesi al telefono con Frank Lee, Frankie Boy, il capo della famiglia Gambino. Quando il padrino italo-americano venne ucciso il 13 marzo 2019, gli investigatori sentirono in diretta la fibrillazione fra le due sponde dell'oceano. Solo dopo qualche ora i boss si tranquillizzarono. Non c'era nessun traditore in famiglia. Frankie Boy era stato ucciso da un balordo. Una penetrazione opprimente nel tessuto economico della comunità e un inquinamento anche delle istituzioni locali. I carabinieri con le indagini cercano di liberare e di dare dignità a una comunità che troppe volte, per troppo tempo, è stata sotto una pressione di una cappa insopportabile da parte della mafia. In manette è finito a Raffaele Di Maggio, ritenuto al vertice della famiglia di Torretta. A coadiuvarlo nell'incarico Ignazio Antonino Mannino e Calogero Badalamenti. Un ruolo particolare avrebbe svolto Lorenzo Di Maggio, detto Lorenzino, tornato in libertà nel 2017. Il pentito Antonino Pipitone lo accusa di essere stato il raccoglitore dei messaggi diretti a Matteo Messina Denaro. Gran parte dei pizzini, sia nella provincia che dai mandamenti di Palermo che dovevano arrivare al super latitante,
arrivavano sempre a lui, ha spiegato il collaboratore di giustizia. I biglietti gli venivano consegnati o presso la sede dell'AMAT, l'azienda trasporti di Palermo, dove lavorava come impiegato oppure a casa della madre. Pipitone ha svelato che i pizzini venivano poi consegnati da Di Maggio a Calogero Caruso, il quale a sua volta li consegnava a Campobello di Mazzara, utilizzando l'auto del comune di Torretta, dove Caruso all'epoca lavorava. In manetta sono finiti pure Filippo Gambino, Giovanni Angelo Mannino, Francesco e Natale Puglisi, ai domiciliari Calogero Caruso, detto merendino, obbligo di dimora per Paolo Vassallo, e invece ricercato Calogero Cristian Zito, che vive negli Stati Uniti. Furono gli imprenditori pugliesi a curare l'accoglienza dell'emissario di Cosa Nostra americana. La missione dell'ambasciatore De Gambino era finalizzata ad organizzare nuovi affari, ma anche a mettere ordine nella famiglia di Torretta, attraversata da alcuni dissidi. Negli ultimi tempi l'ospite venne accompagnato prima a Baucina per incontrare un italo-americano su cui il giudice Falcone aveva già indagato all'inizio degli anni 90, quando Torretta era al centro di un grande traffico di droga fra la Sicilia e gli Stati Uniti. Lavoratori in nero ma con reddito di cittadinanza. A scoprirli sono stati i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento, supportati dalla compagnia di Agrigento, che hanno passato al setaccio alcuni esercizi commerciali a San Leone. Sotto la lente di ingrandimento una pizzeria della località balneare, dove è stata accertata la presenza di 2 lavoratori in nero che percepivano anche il beneficio. Si tratta di madre e figlio di 63 e 23 anni di origine marocchina. Il sussidio ricevuto riguarda il periodo compreso tra aprile 2020 e settembre 2020 e ammonta a circa 6.300 euro. Madre e figlio sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Agrigento e dovranno anche restituire le somme indebitamente percepite. Sono state elevate anche sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro per la presenza di lavoro nero. Scoperta truffa all'Unione Europea da 100.000 euro, terreni acquistati anche dai morti. Vediamo. Un'azienda agricola con sede nel comune di Caprileone è risultata illegittima beneficiaria di finanziamenti comunitari per circa 100.000 euro. L'operazione è stata portata avanti dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Patti nell'ambito delle attività di contrasto alle frodi in danno al bilancio dell'Unione Europea nel delicato territorio dei Nebrodi. Secondo quanto è emerso dall'indagine, ai fini dell'ottenimento di contributi a valere sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, l'imprenditore agricolo del piccolo comune messinese dichiarava falsamente il possesso di numerosi terreni agricoli siti nel comune di Caronia. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle della tenenza di Sant'Agata Militello, coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, nella persona del procuratore capo dottor Angelo Cavallo, hanno consentito di smascherare la presunta truffa, conseguentemente segnalando all'autorità giudiziaria il titolare dell'impresa agricola. Nel dettaglio, dopo numerosi mirati sopralluoghi, accertamenti documentali e lo sviluppo di articolata attività istruttoria, consistita anche nell'escussione testimoniale dei diversi soggetti reali proprietari, emergeva come i titoli di possesso dichiarati dall'indagato risultassero completamente falsi. Dal fittizio contratto di comodato, disconosciuto dai comodanti, sino all'utilizzo di contratti falsamente sottoscritti da soggetti deceduti da oltre 30 anni. Proprio grazie a tali falsi atti dispositivi, quindi, l'imprenditore induceva in errore, secondo l'accusa, l'Agea, ente pagatore a livello nazionale delle provviste finanziarie comunitarie. Sulla scorta delle evidenze acquisite, pertanto, le Fiamme Gialle, su disposizione del Tribunale di Patti e in aderenza a conforme richiesta del sostituto procuratore dottor Andrea Pollonio, davano esecuzione a mirato provvedimento di sequestro preventivo per le somme indebitamente percepite, per un ammontare pari ad oltre 16.000 euro. Il territorio dei Nebrodi, purtroppo, non è nuovo a fenomeni della specie e le modalità illecite oggi documentate sono già assurte agli oneri della cronaca, anche nazionale, perché sfruttate da strutturate organizzazioni criminali, anche mafiose, che hanno intuito in anticipo le potenzialità dei flussi finanziari provenienti da risorse comunitarie. Sono 536 i centri di salute mentale controllati su tutto il territorio nazionale dai carabinieri del NAS, in 122 dei quali, pari al 22%, sono state accertate irregolarità. Nel corso delle verifiche sono state
Comminate 141 sanzioni penali e amministrative per un ammontare complessivo di 62.000 euro. Tra le infrazioni più gravi le contestazioni di reati, maltrattamento e abbandono di incapaci riscontrati presso 2 strutture di Agrigento e Sassari, i cui gestori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per aver ospitato pazienti con patologie mentali in ambienti insalubri senza assicurare la presenza di figure professionali e un adeguato livello di cura. Un ambulatorio di salute mentale in provincia di Avellino è stato invece sequestrato poiché funzionante in assenza di requisiti e di autorizzazioni. Prestiti da 15.000 euro a tasso zero dalla Regione, si sblocca la norma, ecco i requisiti per fare richiesta il servizio. Prestiti dalla Regione a tasso zero, sbloccata la norma introdotta con la finanziaria regionale del 2020 che prevede la possibilità per le famiglie con reddito fino a 40.000 euro di chiedere un prestito di 15.000 euro alla Regione. È emerso durante i lavori della Commissione Bilancio dell'Ars che era stata chiamata a discutere della rimodulazione dei fondi POC. Durante il dibattito su richiesta della deputata Marianna Caronia il Governo ha ribadito attraverso l'assessore all'economia Gaetano Armao la piena disponibilità della somma, mentre l'IRFIS ha comunicato di aver pronto l'accordo con Poste SPA per la gestione dei prestiti. Le famiglie con reddito massimo di 40.000 euro potranno accedere ad uno schema agevolato di finanziamento gestito da IRFIS che prevede prestiti a tasso zero fino a 15.000 euro da rimborsare in 60 rate a partire da 18 mesi dopo la materiale erogazione del finanziamento. Un importante risultato, afferma Marianna Caronia, che della stessa norma era stata una promotrice, perché finalmente si sblocca una delle misure a fondo sociale che avevamo introdotto nella finanziaria del 2020. Un'altra boccata di ossigeno che permetterà alle famiglie di poter fronteggiare la crisi economica che, nonostante si stia allentando quella sanitaria, resta pesantissima per migliaia di persone. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento che attiva una sanatoria edilizia per le costruzioni ricadenti dove è stato imposto un vincolo di non edificabilità relativa e non assoluta. Il testo è stato approvato con 19 voti a favore e 18 contrari, nonostante una spaccatura nella maggioranza con diversi deputati che non hanno votato e con 2 voti giunti dagli ex grillini di Attiva Sicilia, Angela Foti e Sergio Tancredi. Invece Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Claudio Fava hanno votato contro. Si sono astenuti il presidente della Commissione Ambiente Giussi Savarino di Diventerà Bellissima e Danilo Lo Giudice del gruppo misto. Approvata anche la legge che concede la proroga fino al 30 luglio per la possibilità di chiedere il rinnovo fino al 2033 delle concessioni balneari. 40 milioni di euro per sostenere le imprese artigiane dell'isola colpite dall'emergenza Covid previsti dal Fondo per la ripresa artigiani. L'iniziativa è stata presentata in assessorato attività produttive della regione siciliana dall'assessore regionale Mimmo Turano. Vediamo. Sono appunto 40 milioni del POFES del 2014-2020 e sono 2 misure. Una misura di 6 milioni di euro che praticamente darà contributi a fondo perduto a tutti gli artigiani che hanno chiesto il finanziamento con decreto ristori nell'anno 2020 fino a un massimo di 2.000 euro, e poi la misura più importante è quella proprio che finanzia l'acquisto di macchinari, ristrutturazione del laboratorio, formazione del personale dipendente artigianale con 34 milioni di euro. È un impegno che abbiamo assunto, questa volta abbiamo deciso di definire con tempi rapidi e abbiamo già pubblicato i bandi. La vera notizia è che la finestra per il bando che vale 6 milioni di euro si potrà attivare dal 4 di agosto e invece il bando che vale 34 milioni di euro con finalità diverse a partire dall'8 di settembre. Torna la colonia estiva organizzata dalla cooperativa sociale Rinascita al Golden Beach di Porto Empedocle dal 19 luglio al 6 agosto. Vediamo. Il progetto si pone come obiettivo quello di creare servizi e attività che offrono opportunità socializzanti e riabilitative a persone disabili speciali e non, al fine di favorirne il benessere relazionale. Non a caso il nostro progetto viene proposto con il titolo Ci sono anch'io, perché oggi più che mai si sente la necessità di esserci e di prendersi cura dell'altro.
Il progetto ha la finalità di fornire processi di crescita e modelli positivi che abbiano delle ricadute sull'autostima, sull'autoefficacia e sulla fiducia negli altri, in un momento appunto che stiamo attraversando di grande bisogno e di distanziamento sociale. Le attività che verranno proposte con questo progetto saranno attività ludico-ricreative, giochi in spiaggia, giochi inclusivi e giochi di squadra. E inoltre sono previste anche animazione e attività riabilitative, soprattutto per i bambini speciali, in quanto si promuovono attività natatorie, in quanto il minore al contatto con l'acqua sappiamo i benefici che ne può ricavarne, come avere maggiore consapevolezza di quello che è il suo corpo, maggiore consapevolezza di se stesso e imparare le tecniche fondamentali come quelle del galleggiamento, della respirazione. Inoltre la cooperativa si propone di garantire servizi di ristorazione presso in via Lungomare Nettuno, presso lo stabilimento balneare Golden Beach. Verrà garantita il servizio di colazione, pranzo e merenda e infine verrà offerto ai bambini il servizio docce. Inoltre sarà presente anche la figura di un animatore specializzato per intrattenere i bambini e per cercare quindi di dargli una maggiore partecipazione e recuperare quello che è il più possibile la normalità. La cooperativa mette a disposizione personale altamente qualificato che sappia rispondere a quelli che sono i bisogni di ogni bambino. Infatti è previsto per ogni bambino singolarmente la presenza di operatori qualificati come OS, OSA e ASACOM. Inoltre è previsto l'animatore e il bagnino personale. Per ogni bambino verrà, oltre ad avere quindi ogni bambino una persona che l'assiste, ci sarà ogni personale che verrà messo a disposizione sarà un personale vaccinato per la sicurezza di tutti, quindi vaccinato contro il Covid, per cercare di recuperare il più possibile quella che è la normalità che è andata perduta. Io voglio ringraziare veramente che ci hanno dato questa opportunità della gente del nord che hanno voluto sponsorizzare questa colonia. Dato che non abbiamo avuto aiuti da nessuno, io volevo ringraziare che si sapesse che sono state le aziende del nord. Ad Agrigento lo scorso 15 maggio, durante un'operazione ambientalista a Punta Bianca organizzata da Mare Amico e Mare Vivo, è stata rilasciata in mare una grossa tartaruga caretta, curata dall'Istituto Zooprofilattico di Palermo. La tartaruga, chiamata Onda, da quel giorno ha vagato libera per tutto il Mediterraneo e oggi si trova di fronte alle coste dell'Albania. Da domani, 15 luglio, sarà disponibile in tutte le librerie e online il nuovo libro del giornalista Mediaset Carmelo Sardo, intitolato L'arte della salvezza, storia favolosa di Mark Hart, edito da Zolfo Editore. Il nostro direttore Arturo Cantella. L'arte della salvezza è l'ultima fatica letteraria scritta dal giornalista agrigentino Carmelo Sardo. Sarà presentato il prossimo 20 luglio ad Agrigento in anteprima nazionale. Il libro racconta della storia di McCart, Marco Urso, che realizza delle opere d'arte grazie a una visione avuta. McCart, afferma Sardo, è un figlio della nostra terra che sta riscattando il suo passato. L'arte della salvezza è la storia di un giovane uomo, di un giovane prodigio, un ragazzo che è nato a Favara, è nato sordo, ha scoperto questa sua sordità soltanto intorno ai 13 anni, è cresciuto bullizzato, deriso da tutti, perché veniva considerato un po' lo scemo del paese. Perché? Perché parlava anche in modo strano. Poi gli succede una cosa, almeno lui così racconta, gli succede di scivolare in un lieve coma e al risveglio dice di avere avuto una visione, di aver parlato con gli angeli e gli angeli gli avrebbero garantito il ritorno alla vita solo se si fosse messo a dipingere le opere che poi in realtà Marco Urso, divenuto Mark Hart, ha cominciato a realizzare. E da lì comincia la sua seconda vita. Marco è un ragazzo che dice di parlare con gli angeli, di vederli, di sentirli e soprattutto dice che le sue opere sono dettate, indotte dai suggerimenti degli angeli. Che uno possa crederci o meno a quello che racconta Mark, ognuno è libero
ovviamente di farlo, però c'è una cosa che mi ha appassionato e mi ha affascinato di questa storia, quello che è diventato in realtà Mark Hart, e cioè il successo delle sue opere. Oggi sono collezionati dai più grandi collezionisti italiani, dai più grandi artisti. Vittorio Sgarbi stesso ha sdoganato Mark Hart ritenendolo un Pollock del Mediterraneo. Come dice Gaetano Savatteri nella prefazione, è un conto, una fiaba moderna, e Mark Hart è un figlio della nostra terra che oggi sta riscattando il suo passato, la sua infanzia dolorosa. L'arte della salvezza, storia favolosa di Mark Hart per Zolfo Editore. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Ad Agrigento si svolgerà sabato prossimo, 17 luglio, alle ore 20, al Piazzale Caos, nei pressi della casa natale di Luigi Pirandello, la cerimonia di consegna della 22esima edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, promosso dal Centro Artistico Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, che commenta: finalmente possiamo riprendere la nostra normale attività di promozione dell'arte e della cultura siciliana, rieccoci di nuovo in campo, sicuri di fare cosa gradita ai tantissimi poeti e scrittori che amano la lingua siciliana e che hanno partecipato al nostro concorso letterario. La manifestazione sarà allietata dall'esibizione dei musicisti Gigi Finistrella alla fisarmonica, Lillo Puccio alla chitarra, Federico Privato e Marina Tesè al violino, Stefano Tesè al pianoforte. Ad accogliere i premiati e i grandi ospiti il gruppo folcloristico Fabaria Folk. A Messina, nella baraccopoli di Fondo Fucile, non ci abita più nessuno, consegnati gli ultimi 24 alloggi, prima svolta nel programma di risanamento cittadino. Vediamo. Fondo Fucile era una baraccopoli, anzi era un'emergenza nell'emergenza, poi nel corso del tempo era diventata la baraccopoli simbolo. Io ho detto in qualche intervista una sorta di set cinematografico, tutti i suoi colleghi di network nazionali negli ultimi 2 anni sono venuti qua e questo è Fondo Fucile, un inestricabile groviglio di lamiere, di amianto, di fili, che sarà anche complicato poi sciogliere questa matassa. Era una matassa molto complicata quella di Fondo Fucile. Poi sì, è certamente un risultato che intanto è consegnato alla cronaca, poi qualche giorno diventerà storia, perché qui sarà tutto riqualificato. Io poc'anzi immaginavo come potrebbe essere da qui a qualche tempo. Non siamo a Bombay, siamo a Messina in fondo, siamo in Europa e tuttavia purtroppo Messina ha ancora queste ferite nel corpo. Abbiamo finito con Fondo Fucile, ma noi sappiamo e registriamo grida di dolore che provengono da altre baraccopoli ogni giorno. Io spero molto sinceramente che chi si dovrà occupare del risanamento, ovviamente in maniera istituzionale, che è il prefetto di Messina, possa utilizzare anche l'esperienza che noi nel corso di questi 2 anni, che poi è stata in fondo una svolta, la vera svolta sul risanamento si è avuta nel 2018, quando De Luca capì che era fondamentale assegnare i compiti di un procedimento abbastanza complesso, di un'azione complessa, assegnarli ad un unico soggetto che è stato l'Arismè. E noi abbiamo dato una svolta, oltre che una scossa. Mi aspetto la sua domanda: quando procederete a demolire le altre baraccopoli? Per l'Annunziata abbiamo già un aggiudicatario provvisorio, è stata assegnata la gara ad una impresa che ha i requisiti. Nel mese di luglio stiamo procedendo anche con gli altri. Anche qui la Regione ha un po' perso tempo con i finanziamenti e i poteri speciali servono anche per questo, per semplificare procedure che sono abbastanza complesse, a maggior ragione, come ormai noto a tutti, che il 50, il 60% delle baraccopoli hanno una forte presenza di amianto, e questo è il vero problema. Abbiamo compreso che nessuno più ormai è disposto ad andare a vivere nella baracca, nessuno vende le baracche, anzi chi vive nella baracca ha compreso che deve uscire fuori al più presto.
Presentazione ufficiale del Bellini Fest con il ricco calendario di eventi promosso dalla Regione Siciliana e dedicato all'opera e alla figura di Vincenzo Bellini, che prevede opere, concerti, mostre, rassegne cinematografiche e incontri virtuali. Vediamo. Finalmente una rassegna dedicata a Vincenzo Bellini, promossa da istituzioni pubbliche. Lo fanno altre regioni per i loro musicisti, non lo faceva ancora la Sicilia per uno dei più grandi suoi figli. La rassegna Bellini in Fest non è soltanto un omaggio al Cigno, ma è anche un momento di sana cultura e, se mi consentite, anche la promozione di un territorio. È una occasione di promozione turistica che avrà certamente una ricaduta economica. Un programma ambizioso, molto bello, che tocca la musica classica, sinfonica, lirica, ma tocca anche il jazz, tocca la danza, teatro, presenteremo il film su Bellini, ecco, tantissime attività culturali per una rassegna che è stata frutto di tanti sacrifici. Ci auguriamo quindi che questa possa essere una grande edizione per rilanciare l'opera, la lirica, lo spettacolo dal vivo così duramente messo alla prova dalla pandemia, e per ricordare che la Sicilia può vivere di cultura, e quindi noi speriamo veramente in un grande rilancio, non solo di Bellini nel mondo, ma anche del turismo in Sicilia, degli eventi e della cultura. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.